Stiamo marchiando una zona che non lo merita, perché i cittadini arcellani sono riconoscenti nei confronti di una politica che ha portato investimenti per oltre 30 milioni di euro in questa zona della città, una situazione che chi vive a Padova da tanti anni sa com'era l'Arcella prima e com'è l'Arcella adesso. Il sindaco Sergio Giordani ha scritto una lettera comunicato alla città. Per la giunta parla l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. Dura la presa di posizione contro la nuova zona rossa che da lunedì partirà all'Arcella. La stessa presa al tavolo del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico che Diego Bonavina spiega così. Non possiamo permettere che qualcuno decida, e mi riferisco evidentemente a delle imposizioni che arrivano dall'alto al posto del sindaco di Padova e al posto della città di Padova. Questo lo abbiamo ribadito. È importante, e scusate se mi soffermo ancora su questo, è importante chiarire la differenza tra più controlli e zona rossa. Noi abbiamo detto chiaramente che se è necessario fare controlli approfonditi facciamoli, ma da questo ad andare a mettere in difficoltà tutta una popolazione, 40.000 persone che vivono all'Arcella e che magari hanno investito sull'Arcella viste tutte le politiche che sono state fatte in questa zona, con dei prezzi anche delle case che sono in aumento grazie appunto a tutto quello che è stato fatto, e adesso non si può rovinare tutto perché vogliamo timbrare una città di Padova con un bollino. No, non va bene così. Più duro addirittura il sindaco Giordani nel suo comunicato. Sono fortemente contrario e preoccupato dalla scelta, un provvedimento imposto dall'alto alla città, frutto della propaganda del governo e utile solo ad accontentare qualche esponente leghista del governo di Roma. Grande il disappunto dell'amministrazione, che in questi anni ha investito nell'area grazie alla collaborazione di cittadini, privati e di molte associazioni. Si farà passare l'idea che l'Arcella è un luogo dal quale stare lontani perché è un quartiere dove si deve aver paura, scrive Giordani, dove le case e tutti i beni immobili perderanno valore quando da anni ne stavano assumendo. Questo effetto durerà a lungo ed è un danno serio, conclude il sindaco. Concorda Bonavina che rilancia. Andiamo a vedere qualsiasi parte dell'Arcella. Poi uno sarebbe bugiardo a dire non ci sono i problemi, ma i problemi vanno risolti, ma se pensiamo di risolverli con la zona rossa, difficile, molto difficile.